Beyond Change, che oltre il cambiamento, che è organizzato da Venice Promex, l'Agenzia per l'Internazionalizzazione. Voglio anche spiegarvi che questo ciclo di incontri rientra, diciamo, nell'ambito di un progetto ben più ampio, è il progetto Sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione, finanziato dalla Regione del Veneto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Qual è l'obiettivo? Sicuramente motivare le imprese ad innovarsi e a cogliere diciamo, tutte le opportunità che i nuovi strumenti digitali, i nuovi modelli di organizzazione del lavoro, ma non solo, anche la finanza alternativa, offrono appunto alle imprese. Però vorrei anche entrare un po' più nel dettaglio di questo progetto, Sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione. Diciamo che è stato fortemente voluto, pensato e fortemente voluto appunto dalla Regione del Veneto, dalla Regione del Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di attivare, di mettere insieme delle azioni comuni proprio per favorire l'entrata, diciamo l'apertura verso i mercati esteri delle imprese del territorio. Non solo fare cultura di impresa e anche diciamo, conoscere la digitalizzazione dei progetti e nonché anche ovviamente la conoscenza dei mercati esteri. In questo progetto sono coinvolti più partner, ve vi voglio citare tutti, la Finest SPA, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno e Venice Promex. Aderiscono all'accordo anche Union Camere Veneto, la Camera Artigianale della Regione Istriana e la Camera di Commercio e Industria della Serbia in Italia. E come abbiamo detto anche nei nostri precedenti incontri, questa come porta d'ingresso appunto per l'area dei Balcani. Adesso entriamo nel vivo di questo ultimo incontro e vi voglio subito presentare il direttore generale di Venice Promex, Franco Conzato. Benvenuto direttore. Grazie dell'invito. Da parte mia devo proprio così proseguire il discorso che è stato fatto in esordio, puntando soprattutto per quanto riguarda la capacità di fare squadra. Il sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione nasce proprio con questo spirito di due regioni che si sono messe assieme e che hanno voluto assieme portare avanti un percorso unitario, assieme al sistema delle Camere di Commercio e gli altri enti che sono già stati citati prima. Una seconda considerazione è sul tema Beyond Change, oltre il cambiamento, e questo quarto appuntamento di una serie che ci ha visto assieme ha proprio questa ambizione, quella di cercare di aiutare i nostri imprenditori ad intravedere questi nuovi scenari. Abbiamo avuto dei seminari, quelli precedenti ad oggi, che hanno creato delle suggestioni, che hanno fatto capire quello che potrebbero essere i nuovi modelli di sviluppo. Però oggi con l'incontro che abbiamo e quindi parlando dell'accesso agli strumenti nazionali di promozione dell'export, della penetrazione commerciale e di patrimonializzazione dell'impresa, cominciamo a dare concretezza a quelle suggestioni che ci sono state nei 3 incontri precedenti. E questo devo dire, e approfitto anche per ringraziare tutti diciamo, gli esperti che saranno presenti all'incontro di oggi e che rappresentano veramente il meglio delle strutture che la nostra regione, la regione Friuli Venezia Giulia, è in grado di dare. Ecco, ed è quindi proprio grazie agli interventi che seguiranno che sono certo che tutti i nostri imprenditori che sono collegati avranno l'opportunità di capire e soprattutto di rispondere ad una domanda che spesso i nostri imprenditori ci dicono: bene, adesso avete spiegato, e domani cosa posso fare? Ecco, domani puoi rivolgerti con sicurezza, con serenità alle persone che avremo modo di sentire adesso, la nostra agenzia, creando proprio una vera e propria cintura sanitaria che possa aiutare i nostri imprenditori a sapersi così svincolare, a poter camminare in un percorso, quello dell'internazionalizzazione, non sempre semplice. Però se utilizziamo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, direi che è un cammino che sicuramente sarà agevolato. Grazie direttore Franco Conzato e intanto le auguro anche buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. E buon lavoro, grazie. Noi andiamo avanti, adesso entriamo nel vivo del quarto webinar, che il titolo è appunto Accesso agli strumenti nazionali di promozione dell'export, di penetrazione commerciale, di patrimonializzazione. Dunque, il nostro primo relatore, adesso ve lo vado subito a presentare, siamo in collegamento con il dottor Alessandro Morelli, dovremmo avere appunto il collegamento, responsabile dell'area mercato di Finest SPA. Eccomi, mi sentite? Eccoci, sì. Buongiorno. Ben ritrovato, dottor Morelli, ben ritrovato. Grazie per questo invito. Allora, lei ci parlerà degli strumenti finanziari di Finest per l'internazionalizzazione delle imprese del sistema Nord-Est. Io le do subito la parola, prego. Grazie. Sì, approfitto anche per inserire
le nostre, la parte di slide. Scusatemi, Si vede? Sì, prego, dottor Morelli, proceda pure, la stiamo vedendo, vediamo anche le sue slide. Grazie, non riesco ad ampliarle, ma vanno bene così? Sì. Ok. Lei proceda pure, se c'è qualcosa glielo diciamo. Grazie. Bene, grazie. Ci stiamo ancora in una certa parte abituando a questi strumenti, anche se li usiamo ogni giorno, no? Io raccolgo subito l'invito del dottor Conzato, che saluto con affetto, lo vedo in persona da un po' di tempo, per ribadire qualcosa che lui ha indicato in apertura. Noi siamo assolutamente a disposizione delle imprese che hanno nei loro programmi un progetto di internazionalizzazione. Quindi, prima di dire che cosa facciamo e chi siamo, voglio invitare chiunque, anche che avesse un progetto ancora da elaborare, a non avere alcun timore a chiamarci e a condividerlo con noi. Detto questo, vado avanti e anticipo un po' in maniera molto sintetica quelle che sono le nostre attività principali. Noi siamo uno strumento che nasce da una legge dello Stato, adesso anche vi darò queste indicazioni, ma che sostanzialmente arriva a sostenere dal punto di vista finanziario, attraverso alcuni strumenti specifici per finanziare i progetti delle imprese all'estero, attraverso un percorso che inizialmente è quasi sempre un percorso di advisory. Noi ci siamo resi conto che in realtà il nostro contributo finanziario altro non è che l'ultimo passo di un percorso che con le imprese intraprendiamo, di condivisione di obiettivi, di conoscenza, di programmazione, che alle volte prende anche parecchio tempo, ma che alla fine poi si traduce in una condivisione con i nostri esperti del progetto che si va a realizzare, quindi si riesce a dare una maggiore, come dire, sicurezza anche per le imprese che si muovono su mercati spesso anche non del tutto semplici. E alla fine del percorso di advisory, dicevo, siamo anche una società che apporta il contributo, l'impegno finanziario necessario per la realizzazione concreta di questo progetto. Ci occupiamo di estero, ci occupiamo prevalentemente di quello che possiamo definire internazionalizzazione di prossimità. Ci sono altri amici in questo panel che vi parleranno anche di paesi più distanti. Noi ci occupiamo di tutta quell'area di investimento estero che, diciamo banalmente, è a qualche ora di aereo. Voi sapete che al di là di questi ultimi anni che sono stati un po' problematici, però diciamo al di là di questo periodo abbiamo sempre avuto un punto di riferimento preciso sui movimenti internazionali delle imprese europee. Le imprese europee investono in prevalenza dove? Investono in prevalenza in Europa, quindi in realtà il fatto di non spostarsi molto ci permette comunque di seguire quei progetti e quei percorsi, diciamo, di internazionalizzazione che sono di interesse sia anche per grandi imprese ma anche per piccole imprese che, diciamo, non hanno la forza, la struttura, l'organizzazione per rivolgersi a mercati molto importanti disseminati nel mondo, ma che cominciano questo loro percorso avvicinando paesi, diciamo, più vicini e situazioni più semplici. Chi è la società che rappresento? Alla fine è una società finanziaria. Allora, per l'internazionalizzazione delle imprese del nord-est italiano siamo stati costituiti con una legge dello Stato italiano
una legge quindi centrale, che dava a questa società una competenza di appunto advisory, di finanziamento di progetti internazionali, riferita in modo particolare alle 3 regioni del nord-est italiano. Questo è diciamo, da un lato alle 3 regioni del nord-est italiano come punto, piattaforma di partenza del sistema imprenditoriale che va ad investire all'estero, dall'altra parte la focalizzazione principale sui paesi di destinazione delle nostre attività e quindi di conseguenza degli investimenti che potevamo seguire, aveva riferimento specifico inizialmente all'Europa centro-orientale. Ci trovavamo, vedete, la legge del 1991, in un periodo storico nel quale si stava aprendo la collaborazione con questa parte d'Europa che oggi è una componente, diciamo, importantissima, proprio produttiva all'interno del continente. La situazione negli anni è un po' cambiata, nel senso che abbiamo ampliato questa nostra attività estendendola ad altri paesi, paesi che adesso poi ve li descriverò velocemente, paesi che hanno anche cambiato, diciamo, le esigenze delle imprese che si muovevano, ma sostanzialmente la grande divisione, diciamo, se così possiamo dire, di aree di intervento all'estero può essere fatta tra paesi che rappresentano direttamente un mercato, quindi dove le imprese vanno ad investire perché intendono entrare nel mercato che quel paese rappresenta, e paesi invece che fanno parte di catene del valore internazionali o di riferimenti di area geografica per quanto riguarda il mercato, oggi assolutamente importanti, perché stiamo osservando in questo periodo storico, quindi post-Covid in particolare, perché stiamo osservando una, come dire, ridefinizione dei posizionamenti internazionali delle imprese, collegando queste esigenze soprattutto a una necessità di riduzione, per esempio, di catene di fornitura. In questo momento lo sapete tutti voi che operate in ambito economico, che la situazione delle catene di fornitura è piuttosto complessa e l'approvvigionamento dei materiali lo è altrettanto in termini di costo, ma anche proprio in termini di, come dire, di identificazione delle forniture di materie prime. Oggi i nostri paesi di intervento sono 44, quindi dagli iniziali paesi dell'Europa centro-orientale abbiamo esteso la nostra area di intervento, e cosa importante perché è anche il riferimento della nostra esperienza professionale, quindi quello che possiamo anche mettere a disposizione degli imprenditori con cui parliamo, sono in realtà gli oltre 600 progetti, 600 operazioni che abbiamo realizzato all'estero, nelle quali abbiamo erogato, diciamo, a favore delle imprese con le quali in partnership abbiamo realizzato questi progetti circa 360 milioni di euro, generando un volume di investimenti complessivo, quindi investimenti sostenuti da noi e quelli sostenuti direttamente dalle imprese partner, che supera i 2 miliardi di valore. La società, ecco, questo è l'assetto, diciamo, azionario della società. Il nostro, diciamo, azionista di riferimento è Friulia SpA, con oltre il 70%, ma è presente con una quota abbastanza rilevante anche la Regione Veneto, direttamente attraverso la finanziaria Veneto Sviluppo, la Simest, che rimane oltretutto un po' il nostro cordone ombelicale con la nostra nascita, diciamo, nazionale, e poi la provincia di Trento e in una parte, diciamo, marginale anche il sistema delle banche. Dicevamo che ci occupiamo di portare all'estero le imprese del nord-est italiano. Il concetto è un po' complesso, nel senso che sono imprese che hanno la sede legale nelle 3 regioni del nord-est italiano, ma possono essere imprese che hanno anche una prevalente o significativa attività nel nostro territorio, quindi magari non con la sede legale nel nord-est, ma con delle attività reali e concrete nel nord-est.
Possiamo lavorare anche con società che abbiano sede legale in un paese dell'Unione Europea, che siano però a loro volta di proprietà di imprese o di riferimenti di azionariato che riportano al nord-est italiano. Quindi diciamo che poi in realtà è un concetto che può un pochino essere interpretato, ma sostanzialmente il nostro livello di focalizzazione è prevalentemente, direi assolutamente sul nord-est italiano. Questo è stata anche un po' una fortuna nell'evoluzione delle nostre attività. Vi ricordo, solo negli ultimi 5 anni abbiamo erogato circa 120 milioni in questi progetti di investimento, perché la forte connotazione territoriale ci ha consentito negli anni di realizzare una vicinanza e una condivisione, diciamo, di obiettivi con il sistema imprenditoriale, con il quale ovviamente, lavorando su un territorio ristretto, abbiamo la fortuna di poter parlare con una certa continuità e di incontrarli anche con una certa facilità rispetto, diciamo, a chi opera su programmi più ampi. Questi sono i paesi in cui noi in questo momento possiamo lavorare. Come vedete c'è sempre un riferimento all'Europa centro-orientale, diciamo, alla quale possiamo aggiungere i Balcani, che tra l'altro sono l'area di interesse principale proprio del progetto che ci ospita oggi in questa presentazione. Abbiamo storicamente lavorato anche nell'area della comunità degli stati indipendenti, in prevalenza ovviamente nella Federazione Russa. Devo dire che nonostante siano passati tanti anni e nonostante più volte abbiamo pensato che il flusso di investimenti italiani verso questa parte d'Europa potesse in qualche misura diminuire di importanza, in realtà ci siamo dovuti ricredere, perché quella parte d'Europa sta diventando sempre di più un motore produttivo dell'intera Europa e anche un obiettivo di reshoring di quelle aziende che oggi, un po' dovendo rispondere a problemi legati alla globalizzazione in tempi di Covid, ancora stanno guardando. Questa esperienza, diciamo, pluriennale ci porta tra l'altro ad essere in alcuni casi anche, se non il principale, uno dei principali comunque investitori italiani in molti di questi paesi. Faccio un esempio, quale può essere quello della Federazione Russa, dove abbiamo realizzato più di 40 investimenti. Certamente non siamo in grado di essere degli investitori principali nel senso dei valori che andiamo ad investire, perché noi investiamo valori conseguenti anche alla struttura dimensionale e alle strategie, diciamo, di sviluppo delle imprese del nostro territorio italiano, del nord-est, però in termini di numero di operazioni in molti paesi abbiamo fatto un numero veramente importante di operazioni. In un'area più vicina, faccio un altro esempio, quella della Croazia, che è un po' un'estensione del nord-est italiano, le operazioni fatte da Finex si stanno avvicinando alle 90 operazioni, quindi vuol dire che ci siamo trovati in questi 90 casi a risolvere, diciamo, progetti di investimento, e quindi questo tipo di attività ci ha portato a forse la cosa più preziosa che oggi abbiamo, che è l'esperienza e la conoscenza di questi paesi, che ancora muove buona parte delle imprese a contattarci per condividere decisioni e opportunità, anche decisioni su dove investire i loro, diciamo, piani di sviluppo. Negli anni abbiamo detto è cambiata un pochino la nostra base operativa, abbiamo esteso le nostre attività in paesi nuovi, in alcuni casi anche in paesi nuovi vecchi, nel senso che uno degli ultimi grossi investimenti che abbiamo fatto è stato realizzato in Lituania, dove non avevamo ancora realizzato nemmeno un investimento, quindi c'è da imparare ancora anche nei paesi storici di nostra. Per oggi, diciamo, la nostra attività si è estesa anche
a tutta la parte balcanica, quindi a coprire persino la Grecia, ovviamente la Romania e la Bulgaria erano già paesi di nostro intervento, a tutta la parte dell'ex Jugoslavia. Lavoriamo in Turchia, un paese più di recente possibilità per noi di intervento. È un paese che anche ha scontato delle difficoltà negli ultimi anni ben note a tutti voi, ma che oggi sta riprendendo con una certa importanza ad attrarre imprese, o comunque sta inducendo le imprese che già sono nel paese a reinvestire. Possiamo investire anche in una parte del Medio Oriente, nel circolo dei paesi del Mediterraneo, una parte del Medio Oriente, in tutto il Nord Africa, ed anche sul versante, diciamo, dell'Europa occidentale, in Spagna e in Francia, quest'ultimo un paese che sta diventando per noi un paese importante. Oggi abbiamo 61 partecipazioni in portafoglio, sono responsabile anche del portafoglio della società. È un numero che sta calando negli anni, ma sta calando perché sta crescendo la complessità strutturale organizzativa delle imprese con le quali lavoriamo. Quindi noi ricordiamo ancora gli anni dell'assalto alla Romania, o l'assalto verso la Romania, con veramente piccoli investimenti. Oggi tutti questi gruppi sono diventati gruppi strutturati importanti e a questo punto, diciamo, anche la nostra capacità di seguirli diventa più complicata. Abbiamo in questo momento una esposizione di investimento un po' meno di 100 milioni. Gli investimenti che facciamo, anche qui si potrebbe aprire un libro, perché sono cambiati durante gli anni a seconda, diciamo, delle situazioni contingenti. Quindi siamo partiti con un gran numero, quasi un esclusivo numero di greenfield nei primi anni di lavoro. Oggi in realtà le nostre imprese vanno nei paesi esteri prevalentemente con progetti di reinvestimento di impianti già realizzati, o molto più spesso ancora arrivano a questi paesi attraverso acquisizioni di imprese target molto, molto specifiche. Ecco, la nostra attività si estende, diciamo, a qualunque di questi settori. Il livello di fidelizzazione del rapporto con gli imprenditori con cui abbiamo investito è molto alto, per cui ci sono imprese con le quali stiamo reinvestendo già da più di 10 anni, per dire, e molte anche imprese nuove. Abbiamo realizzato acquisizioni complesse attraverso meccanismi di offerta in borsa, piuttosto che semplici, diciamo, chiamiamole così, operazioni di acquisizione di imprese sul mercato. Gli strumenti finanziari che noi adottiamo, diciamo, in questo nostro sostegno finanziario all'operazione di sviluppo all'estero, intanto ha due aspetti. Il primo aspetto, quello più storico, che necessita di un investimento diretto dell'impresa nel paese target dell'operazione, e in questo caso noi interveniamo finanziariamente attraverso sostanzialmente due strumenti: uno strumento che è la partecipazione al capitale della società che si va a costituire o a acquisire all'estero. Lavoriamo sempre in condizioni di minoranza in queste operazioni. La nostra permanenza è, diciamo, massimizzata a un termine di 8 anni, al termine del quale il partner diciamo, con il quale abbiamo coinvestito riacquista le nostre quote, lui direttamente o un'azienda indicata dall'imprenditore, quindi potrebbe essere anche un terzo che subentra sulle nostre quote, ma comunque il nostro impegno iniziale è condiviso con l'impresa con la quale abbiamo predisposto. Ecco, dottor Morelli è stato molto esaustivo in tutta la spiegazione. La ringraziamo e naturalmente per questo intervento davvero molto preciso e puntuale nei concetti. La ringraziamo per essere stata con noi. Ricordo ancora il dottor Alessandro Morelli, responsabile area mercato di Finest SPA. Grazie ancora.
Adesso noi procediamo con i nostri relatori, allora adesso naturalmente affronteremo un altro aspetto di questa dell'internazionalizzazione che tanto vi abbiamo parlato, era proprio l'obiettivo dei nostri webinar. Allora vicino a me, qui in studio, il dottor Marco Cavasin, responsabile area investimenti Veneto Sviluppo. Ben ritrovato, dottor Cavasin. Allora, lei ci parlerà degli strumenti di finanza alternativa gestiti appunto da Veneto Sviluppo. Esattamente. SpA. Prego, a lei la parola. Esattamente, grazie per gli organizzatori per averci appunto invitato. Io rappresento la finanziaria della Regione Veneto, entità partecipata appunto e controllata dalla Regione stessa e che ha nel capitale anche 8 banche di caratura di interesse nazionale. Noi storicamente siamo nati attraverso la gestione di strumenti di finanza agevolata e negli anni abbiamo poi consolidato una serie di strumenti finanziari denominati appunto di finanza alternativa come titolo del mio intervento, che vanno appunto ad affiancare quella che è l'attività storica della finanziaria regionale. Finanza alternativa che quindi si concretizza fondamentalmente attraverso 2 forme principali: gli interventi sul capitale, che vanno sostanzialmente in una linea molto simile a quella che il collega precedente di Finest ha illustrato, interventi appunto sul capitale, interventi che vanno quindi a raggiungere uno dei 3 obiettivi che è anche il titolo di questo evento, ovvero quello della patrimonializzazione, in quanto appunto attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale o l'acquisto di quote societarie di minoranza si va appunto a raggiungere l'obiettivo primario della patrimonializzazione dell'impresa, elemento molto importante nel momento in cui l'impresa approccia sfide e progetti nazionali e di caratura internazionali e nel momento in cui viene valutata da soggetti finanziari come noi, che l'elemento della patrimonializzazione rappresenta sicuramente un elemento importante. Negli strumenti che appunto vengono denominati sotto il nome di strumenti di finanza alternativa abbiamo quindi l'equity, che è quello appunto che sto ora descrivendo, e gli strumenti cosiddetti di semi-equity. Per quanto riguarda il primo, diciamo la categoria dell'equity, quindi strumenti interventi sul capitale, noi operiamo oggi, diversamente da qualche anno fa, attraverso un veicolo societario dedicato, una SGR, controllata ad oggi integralmente da Veneto Sviluppo, che gestisce attualmente 2 fondi di equity, di cui uno attualmente in fase di fundraising, dove la raccolta sta per essere di fatto completata, con un obiettivo di raccolta di 75 milioni di euro ad oggi raccolti e perfezionati per più di 50 milioni e di prossimo perfezionamento entro fine anno il completamento appunto di questa raccolta, che è indirizzato fondamentalmente a tutte le aziende, giusto per dare appunto un range di fatturato di intervento, direi compreso tra i 10 e 12 milioni di euro e circa i 200 milioni di euro, quindi un range abbastanza ampio per quella che è la platea di aziende del nostro territorio. È un private equity, un fondo di private equity di natura territoriale che finanzia appunto progetti di crescita e di sviluppo aziendale. I ticket di intervento, quindi le dimensioni dei nostri investimenti sul capitale, sono investimenti che vanno sostanzialmente dai 4 milioni di euro circa fino a quasi 10 milioni dal punto di vista degli interventi sul capitale, e si caratterizzano per come ho detto prima, per un nostro intervento di minoranza, quindi ci affianchiamo di fatto a quella che è la compagine azionaria principale, affianchiamo poi il management team nel condividere un progetto di impresa e quindi un piano industriale che noi valutiamo e che è la base del nostro intervento e della nostra valutazione sulle condizioni d'ingresso, un piano industriale che poi delinea anche quando sarà, ovviamente anche in base agli accordi che vengono presi con il partner di investimento in equity, quello che sarà poi il momento d'uscita dalla compagine sociale di Veneto Sviluppo, in questo caso di SGR, che è il veicolo che attraverso i fondi interviene appunto nelle PMI del nostro territorio. Uscite che possono configurarsi in diverse modalità, ovviamente quella prevalente e dove viene appunto massimizzato il valore dell'azienda e ovviamente anche nostro come investitori istituzionali di natura finanziaria di minoranza, e chiaramente l'uscita e la vendita a mercato dell'impresa,
impresa e quindi il realizzo nei confronti di terzi soggetti, di terze entità, ma quello che contraddistingue anche il nostro operato è sicuramente, rispetto ad altri, la possibilità di prevedere anche le cosiddette opzioni di riacquisto nei confronti del partner dei nostri interventi. Dal punto di vista poi di quella che è l'operatività settoriale dei nostri interventi che andiamo a individuare, a valutare e a selezionare appunto per i più meritevoli, possiamo sicuramente dire che noi ci approcciamo come un fondo cosiddetto generalista, nel senso che i settori appunto interessati dalle nostre valutazioni e dai nostri interventi sono tra i più disparati. Escludiamo solo pochi casi, tra cui chiaramente i settori non etici, i cosiddetti unethical sector, e investimenti fondamentalmente nel settore finanziario e assicurativo. In tutti gli altri casi il nostro processo prevede che venga di fatto condiviso e analizzato un business plan sia ai fini di valutare la sostenibilità del progetto di impresa che ai fini della determinazione delle principali variabili di valorizzazione, quindi anche poi l'offerta che in questo caso l'SGR, tra cui noi interveniamo sull'equity, può formulare nei confronti del partner di investimento di volta in volta individuato. Il fondo, ripeto, il secondo fondo che stiamo raccogliendo in questo momento, il primo ha sostanzialmente chiuso il suo periodo di investimento ed è attualmente nella fase di gestione, valorizzazione attraverso la dismissione degli investimenti in portafoglio, fondo che precedentemente aveva una dotazione di 50 milioni di euro, di fatto in buona parte utilizzato ed investito. Prevede appunto un secondo fondo che, come ho detto prima, raggiungerà la sua dotazione auspicata massima da qui a breve fino ad un massimo di 75 milioni di euro, con la caratteristica di aver coinvolto anche rispetto al primo fondo un maggior numero di entità e di investitori terzi rispetto al nostro gruppo e rispetto anche agli investitori precedenti, e questo sicuramente un segnale di fiducia e del buon lavoro svolto sul primo fondo da parte della nostra SGR. Per quanto riguarda poi invece il secondo tipo di strumento appunto di finanza alternativa che gestiamo come gruppo Veneto Sviluppo, esso è rappresentato appunto degli strumenti cosiddetti di semi-equity, in particolar modo quelli che sono gli interventi in ambito mini bond e più in generale attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari nelle appunto diverse configurazioni tecniche che andiamo ad individuare. Quindi diversamente dal primo strumento, in questo caso si tratta sostanzialmente di uno strumento di debito corporate, no? Come noi addetti ai lavori definiamo questo tipo di strumento, ovvero sia diversamente dall'intervento sul capitale che ho descritto poc'anzi, e in questo caso l'azienda, la società di capitali, perché noi di fatto approcciamo solo società di capitali e non società di persone, emette un'obbligazione che evidentemente, come nei progetti di equity che noi analizziamo, va a sostegno di un piano di sviluppo pluriennale e quindi di crescita, dove i driver, esattamente come per l'equity, sono quelli di appunto favorire l'internazionalizzazione dell'azienda, l'apertura ai mercati esteri e la penetrazione commerciale, quindi non solo in Italia ma nei mercati esteri in tutto il mondo. Non abbiamo da questo punto di vista alcun tipo di preclusione, ma anche evidentemente progetti di crescita per linea interna che implicano l'aumento della capacità produttiva, o anche progetti di crescita per linee esterne che possono abbracciare appunto la valutazione e l'acquisizione di altre aziende, e quindi attraverso un meccanismo aggregativo di favorire la crescita dimensionale e la forza dell'azienda proponente. Nel caso appunto dello strumento di semi-equity parlavo prima di un'emissione obbligazionaria che viene da noi sottoscritti con una regola fissa, che è quella di non eccedere mai il 50% e quindi la metà delle sottoscrizioni obbligazionarie che noi stiamo valutando, e questo con l'obiettivo principale di ampliare la platea di soggetti finanziari e non che possono, e comunque investitori professionali, questo è l'unico minimo comune denominatore obbligatorio in questo caso, che con noi decidono appunto di sostenere l'impresa e promuoverne i progetti di sviluppo, ripeto, anche di natura internazionale. Il nostro
ticket di intervento, come nel caso degli investimenti in equity, è abbastanza ampio ed è sostanzialmente da un minimo di circa 250.000 euro fino a un massimo di 5 milioni, con la doverosa precisazione che noi possiamo partecipare anche a emissioni obbligazionari particolarmente rotonde, ma sempre nel limite del 10% della dotazione del nostro fondo. Quindi fondamentalmente anche un'emissione da 25-30 milioni di euro dedicata magari a aziende di medio-grande dimensione, per noi fino ad un massimo di poco meno di 5 milioni di euro possono essere valutate e, se ne ricorreranno i presupposti, investite. Chiaramente nella valutazione, nella condivisione di sostenibilità di un piano industriale d'impresa che abbia ovviamente un orizzonte a medio-lungo termine. Io mi fermerei qui, sono stato, spero, sufficientemente preciso su quelli che sono gli strumenti che noi gestiamo. La ringrazio molto. Dunque, Marco Cavasin, responsabile area investimenti Veneto Sviluppo, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. La ringrazio per questa relazione. Grazie a voi. Andiamo avanti con i nostri relatori. Adesso voglio presentarvi Matteo Ametis, vice direttore responsabile area politiche regionali di Veneto Innovazione SPA. Ben ritrovato, dottor Ametis. Allora, io adesso le lascio la parola perché lei ci parlerà di Veneto Innovazione, le competenze per la promozione delle eccellenze venete. Dunque, parliamo di competenze. Prego, a lei. Grazie a lei, intanto ringrazio per il cortese invito e il momento di confronto con i colleghi. Come lei ha giustamente detto, non parliamo di fondi, ma parliamo di competenze. Veneto Innovazione è una società in-house della Regione Veneto, costituita con una legge regionale e ha per statuto la missione di coordinare il sistema regionale dell'innovazione. La mission di Veneto Innovazione è quella di coordinare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione e di promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese in tutti i settori economici. Dicevo poco fa, non siamo una società finanziaria, non abbiamo strumenti finanziari e, come si diceva, operiamo attraverso la messa a disposizione di competenze che sono erogate o rese disponibili attraverso progetti e azioni. A titolo di esempio ne volevo citare alcuni, i più significativi, gli altri siamo a disposizione per qualunque domanda poi si voglia fare o direttamente attraverso in questa sede o anche contattandoci alla nostra sede. Una delle azioni più rilevanti in cui Veneto Innovazione è coinvolta ed è coinvolta sin quasi dall'origine di questo network è quella della partecipazione alla rete europea detta Enterprise Europe Network. È una rete di partner che ormai copre praticamente tutti i mercati economici che ci sono internazionali. Si trova a parte in 60 paesi, ci sono circa 600 società operanti e 3.000 esperti che sono costantemente formati e aggiornati nel fare cosa? Nel affiancare le piccole e medie imprese nella definizione dei fabbisogni o dell'offerta di tecnologia, e una volta identificata qual è la tecnologia rilevante per il problema o per l'offerta in esame, poi questi esperti accompagnano queste piccole realtà in tutto l'iter di identificazione di quello che è il canale migliore per la valorizzazione o il riconoscimento di dove trovare questa tecnologia. Una seconda macro area di attività direi che è quella della partecipazione a progetti europei. Veneto Innovazione, su indicazione diretta del socio, ovviamente Regione Veneto, partecipa a progetti europei che abbiano come obiettivo quello di sperimentare politiche per la ricerca e l'innovazione. Attraverso queste sperimentazioni di modelli di cooperazione viene fatto anche azione di pilotaggio e di affiancamento a piccole e medie imprese che vogliono all'interno di questi progetti trovare spazio a scambi di competenze e di esperienze in ambito internazionale. A titolo di esempio possiamo vedere qui citati due progetti che sono attualmente in corso, in particolare B-Ready Alps, quindi è un progetto che ha come
spazio di realizzazione è quello dell'area dello spazio alpino, quindi le regioni che condividono la condivisione geografica delle Alpi, e questo progetto ha come obiettivo primario quello di accompagnare, identificare prima e accompagnare poi nel processo di rivitalizzazione attraverso la partnership con altre aziende dell'area geografica interessata, quelle che sono chiamate aziende mature. Quindi noi nel nostro territorio ci troviamo spesso di fronte ad aziende che sono tecnologicamente mature o per anzianità imprenditoriale, indipendentemente dall'età dell'imprenditore, ma proprio per maturità tecnologica o di politica di mercato, e sono pronte e interessate a una rivitalizzazione, a un rilancio di quella che è la loro capacità imprenditoriale. Questo network affianca queste aziende e le mette in contatto con start-up, con centri di ricerca, con laboratori che possono aiutarle nella rivalutazione e rivalorizzazione della loro idea imprenditoriale. Da ultimo, recentemente, negli ultimi 4-5 anni, Veneto Innovazione è stata anche incaricata di affiancare la direzione promozione economica e marketing territoriale nelle azioni di promozione del sistema turistico. E qui veniamo invece a quelle che sono le consuete attività di promozione del segmento turistico, organizzando la mostra mercato del turismo veneto, favorendo la partecipazione, quindi affiancando la direzione regionale nell'organizzazione e la partecipazione a fiere, eventi, convegni e quant'altro, o organizzando al contrario visite di tour operator, influencer, operatori e stampa, per presentare il territorio veneto e quindi promuovere il territorio veneto agli investitori e ai fruitori stranieri. Direi che con questo ho terminato questa veloce carrellata delle nostre attività, rimaniamo a disposizione se ci saranno domande. Direttore e responsabile dell'area politiche regionali di Veneto Innovazione SPA. Andiamo avanti con i nostri interventi. Adesso invece abbiamo in collegamento la dottoressa Roberta Terpin, Senior Investment Officer di Friulia SPA. Dovremmo averla in collegamento? Eccola qua. Ben ritrovata. Ben ritrovata, dottoressa Terpin. Eccomi qua, buongiorno, scusi, avevo l'audio disattivato. La sentiamo forte e chiara. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Prima cosa volevo rispondere a una domanda che a mio avviso viene spontanea. Perché tutte queste istituzioni che investono nelle aziende del territorio, di un territorio peraltro ben limitato, organizzano un evento sull'internazionalizzazione? Beh, in realtà perché quello che noi facciamo, Friuli in particolare, ma anche altre istituzioni che sono intervenute, aiutiamo l'impresa a strutturarsi patrimonialmente, finanziariamente, ma anche in termini di governance, per poi avere una base sufficientemente solida per andare all'estero. È un po' come il meccanico che prepara la macchina quando devi fare un viaggio molto lungo, non è che controlla l'olio e l'acqua ed è finita là. Quindi deve esserci un lavoro, diciamo, iniziale affinché un'impresa possa andare all'estero e poi quando va all'estero lo fa avendo successo. Per cui vi spiego un attimo chi è Friulia. Friulia è la finanziaria regionale della Friuli Venezia Giulia, costituita più di 60 anni fa con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del territorio. Siamo quindi da 60 anni che operiamo sul territorio, siamo controllati dalla regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo però nella nostra compagnia sociale anche banche e assicurazioni e istituzioni finanziarie, siamo 29 risorse e operiamo secondo due principali business unit, quella della holding company, che in questo momento, come dire, ha un capitale investito importante anche perché deteniamo Autovie Venete e fra le nostre partecipate strategiche c'è anche Finest,
e nell'ambito della business unit holding company ovviamente abbiamo un ruolo di coordinamento e supporto alle nostre controllate. Mentre per quanto riguarda l'attività tradizionale, qua vi confesso che non vorrei ripetermi rispetto a quanto detto dal dottor Cavasin, perché operiamo in modo molto similare. Infatti abbiamo appena anche concluso un investimento insieme, le due, quindi l'SGR di Veneto Sviluppo e Friulia. Noi non abbiamo un SGR, ma operiamo direttamente tramite la nostra business unit dell'attività tradizionale, per cui investiamo in imprese di capitale, assumendo partecipazione in minoranza, caratteristica nostra che ci distingue anche in alcuni casi rispetto all'SGR di Veneto Sviluppo, e che garantiamo, su richiesta dell'imprenditore, la continuità azionaria, e oltre a investire quindi in capitale, quindi mettendo cash nell'impresa, forniamo un supporto in ambito strategico e organizzativo. Quali progetti andiamo a supportare? Anche noi le modalità operative sono similari a quanto appunto descritto in precedenza dai nostri, dobbiamo dirci, amici della Regione Veneto. Quindi arriva l'imprenditore da noi, ha un piano ambizioso, questo piano ambizioso si trasforma poi in un piano industriale. Il piano industriale quindi rappresenta gli obiettivi della società, e noi decidiamo, dopo ovviamente averlo verificato, averlo confrontato con la situazione di mercato, con la situazione dei competitor, con le assunzioni, i dati storici dell'impresa, gli aspetti qualitativi dell'impresa, decidiamo di supportare questo progetto, e per farlo lo facciamo appunto con investimenti capitale. Il supporto strategico che lo diamo partecipando ai consigli di amministrazione, e nei casi in cui le aziende siano di piccole dimensioni non partecipiamo direttamente in alcuni casi, ma comunque forniamo del supporto in forma di tutorship. E in ultimo, in particolare nell'ultimo periodo, contribuiamo a diffondere gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile alle nostre partecipate. Diciamo che ci sono 4 diverse tipologie di progetti che andiamo a supportare. Ci sono i progetti di sviluppo, per cui di crescita, sia per linee interne che per linee esterne, per cui anche operazioni di M&A. Interveniamo in casi di passaggio generazionale o management payout, con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale. Quindi questo è l'obiettivo di questa tipologia di intervento. Facciamo anche dei turnaround, in alcuni casi di tipo di risanamento finanziario, oppure potenziamento manageriale, dove vediamo che ci sono delle carenze. In questo caso lo facciamo insieme a istituti bancari, e le imprese in cui andiamo ad investire devono avere dei solidi sottostanti. Ultimamente siamo anche rientrati andiamo a supportare anche le start-up, per cui le imprese di nuova nascita, grazie a un fondo che viene di garanzia, che viene gestito dal FRIE, il Fondo di rotazione delle iniziative economiche, a favore di qualsiasi investitore istituzionale intervenga in questa tipologia di imprese. Devono essere start-up innovative. Abbiamo voluto un po' evidenziare di lato quello che noi facciamo da sempre, e che oggi finalmente, ottiene giusto riconoscimento. C'è il tema della governance. Per noi è un tema che è sempre stato molto importante, per cui arriva il business plan dell'imprenditore, noi non lo prendiamo asetticamente, lo analizziamo, lo studiamo, gli suggeriamo eventuali modifiche, eventuali incoerenze, incongruenze, e andiamo di fatto ad analizzare questo piano, capendo dove l'imprenditore oggi e dove vuole andare. Poi andiamo a strutturare insieme a lui i KPI per vedere se questo progetto industriale effettivamente sta andando dove dovrebbe andare, e lo supportiamo anche nei sistemi delle deleghe e della remunerazione, per cui tutto il pacchetto della governance, che è anche tanto caro all'Agenda ONU 2030, per noi è molto importante, e in realtà lo è sempre stato. L'operatività in pillole non vorrei ripetere rispetto a quello che ha detto il collega, ma insomma, dopo che è arrivato il piano e decidiamo di investire, investiamo in minoranza, massimo 35% del capitale sociale. La guida dell'impresa resta in mano quindi al socio industriale. Noi siamo quello che ci definiamo un fondo amico, e accompagniamo l'imprenditore nella governance, nello sviluppo dell'impresa, supportandolo con della consulenza strategica. E poi forniamo un network che sia di relazioni, ovviamente un network, sia con istituzioni bancarie, investitori e altre associazioni, sia le nostre partecipate. In questo momento abbiamo 94 partecipate, cerchiamo comunque di mettere in contatto e di creare dei momenti aggregativi in modo tale che si conoscano,
auspicando che possa nascere, diciamo, delle sinergie e delle progettualità comuni. Gli investimenti si sviluppano su 3 direttrici, quindi il territorio, l'orizzonte temporale dell'intervento e la partecipazione ai risultati conseguiti. Relativamente al territorio, noi ricordiamoci l'obiettivo di sviluppare il territorio, l'economia del territorio regionale. Lo facciamo sia con imprese con sede e progetti in Friuli Venezia Giulia, anche con imprese extraregionali con progetti in regione, ce ne sono diverse, anche con progetti importanti in regione, e anche imprese con sede in Friuli Venezia Giulia e sviluppo extraregionale. L'importante è che ci sia una ricaduta sul territorio. L'exit normalmente è prevista dopo 5 anni. Succedono casi in cui viene rinnovata la permanenza perché ci sono nuovi progetti, o in caso di imprese che hanno iniziative su continua espansione, noi di fatto la nostra presenza è sistemica. Relativamente alla partecipazione ai risultati conseguiti, ecco, magari queste sono le nostre particolarità. Nel caso della continuità azionaria, se l'imprenditore ritiene, ci sono le opzioni di put and call con un accrescimento predeterminato, per cui c'è molta chiarezza anche da questo punto di vista. Altrimenti, se c'è appunto la volontà, in accordo con l'imprenditore, di ipotizzare un exit a mercato, salvo la possibilità di concedere una call option all'imprenditore, per cui se decide può ricomprarsi la partecipazione, e in ultima facciamo anche operazioni a mercato puro. Rispetto a, volevamo fare delle riflessioni con voi, perché quello che facciamo noi anche con i nostri imprenditori è questo, cioè ci confrontiamo con loro, capiamo come sta andando il mercato e cerchiamo di prevedere dove andrà il mercato in un futuro, per capire se poi il business plan che abbiamo sposato effettivamente deve rimanere a seguire quella stessa traiettoria o se devono esserci degli aggiustamenti. Quindi esercizio 2021 si è registrato, sappiamo tutti, si è chiuso con un segno molto positivo in diversi settori dell'economia a livello italiano. In particolare l'economia del Friuli Venezia Giulia è caratterizzata da settori resilienti ed ha avuto un andamento molto positivo, e per il 2022 ci aspettiamo che questo andamento prosegua e anzi diciamo che venga consolidato dall'avvio di alcuni degli investimenti importanti che in questo periodo sono rimasti un po' sospesi. Ma attenzione, come è stato detto anche precedentemente, ci sono tutta una serie di domande sul futuro che ci dicono fermiamoci un attimo e capiamo dove stiamo andando e dove vogliamo andare. Quindi l'incremento del costo dell'energia, non ve le ripeto, le hanno già detto, il tema della supply chain. Quali saranno i progetti dell'imprenditore? Vorranno riavvicinare la supply chain rispetto a dove ha sede l'impresa? Non vorranno rimanere nel Far East? Il paradigma competitivo in evoluzione, politiche fiscali, il piano PNRR, il tema degli ESG, che sta molto caro anche a noi, la digitalizzazione e la sicurezza informatica. Quindi sono tutti temi su cui noi poniamo grande attenzione. Velocemente, l'attività svolta da Friulia 2020-2021 abbiamo continuato a lavorare, anzi abbiamo lavorato molto, abbiamo supportato sia le imprese già partecipate che i nuovi investimenti. Nel 2020, l'anno insomma che sappiamo tutti è caratterizzato dal Covid, abbiamo deliberato 32 milioni di investimenti, ne abbiamo attuati 40, significa che anche quelli deliberati precedentemente all'avvento del Covid, di fatto, magari aggiustando, magari tornando in consiglio per modificare il piano industriale, ma li abbiamo attuati. Abbiamo anche noi iniziato a diffondere, a sottoscrivere degli strumenti di finanza innovativa, per cui i mini bond, anche nel nostro caso, abbiamo costruito un mini bond relativo al turismo per conto della regione, per cui abbiamo continuato a operare. In ultimo, concludendo, nel primo semestre 2021 abbiamo continuato a lavorare a supportare le imprese del territorio. Quest'anno, solo nel primo semestre, abbiamo attuato 30 milioni di euro di investimenti. Non vi dico come arriveremo a fine anno, ma è stato un anno impegnativo, però ricco anche di soddisfazioni. Oltre all'attività core abbiamo anche portato avanti tutta una serie di operazioni strategiche, fra cui la cessione del nostro incubatore a un gruppo specializzato nel biotech, l'ingresso di uno dei principali operatori del porto di Duisburg nell'interporto di Trieste, e in ultimo stiamo trattando in questo periodo con la British American Tobacco, che ha già confermato che si insedierà sul nostro territorio. Per cui grazie per l'attenzione, spero di essere stata nei tempi. Per andare all'estero è necessario strutturare l'impresa sul territorio. Grazie.
Grazie a lei, grazie per averci raccontato anche l'esperienza di Friulia. Roberta Terpin, Senior Investment Officer di Friulia SPA. Grazie per essersi collegata. Arrivederci. Allora, prima di continuare vorrei anche ricordare a chi ci sta seguendo che c'è la possibilità di scrivere le domande. Se avete qualche dubbio le potete scrivere nella chat alla fine del webinar. Naturalmente noi vi risponderemo. Passiamo al prossimo relatore. Diamo la parola adesso a Alberto Turchetto, responsabile Mid Corporate Nord-Est Italia. Ben ritrovato, dottor Turchetto. Allora, lei ci parlerà di ruolo di SACE nello sviluppo delle imprese in Italia e all'estero, dal Green New Deal all'internazionalizzazione. Sono sempre delle parole da mettere insieme, vero queste? Un po'. Prego, a lei. Grazie per l'ospitalità, grazie al Sistema Nord-Est per l'internazionalizzazione. SACE è un player che ormai è sul mercato da 40 anni, prima come agenzia all'export, poi come società per azioni, parte del cosiddetto polo per l'internazionalizzazione delle imprese. Io vi racconterò ora un po' una parte di quello che facciamo. Noi che l'anno scorso abbiamo mobilitato risorse per 46 miliardi di euro su varie tipologie di prodotto, tutti collegati con lo sviluppo delle imprese italiane in Italia e all'estero. Noi fondamentalmente siamo un player che lavora con partner bancari, partner istituzionali, diciamo che abbiamo anche un ruolo anche di promozione verso l'estero. Ecco, io con questa slide vi vorrei raccontare quello che sta succedendo all'interno di SACE, che nata, come dicevo prima, come agenzia per l'esportazione, poi negli anni, a partire dal 2004 in poi, in particolare quando è stata costituita come società per azioni, di fatto ha sviluppato tutta una serie di mandati che sono arrivati dal governo. In tre step, possiamo dire, fondamentalmente, perché al credito all'esportazione si è affiancato un po' il supporto sui rischi politici e sugli investimenti all'estero. Noi normalmente sviluppiamo la risk map e il rapporto export che trovate nel nostro sito e poi ovviamente nel tempo anche le cosiddette garanzie finanziarie, prima a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, oggi a supporto del sostegno e rilancio dell'economia italiana. Ecco, di fatto tutta questa attività noi la stiamo svolgendo in particolare attraverso la piattaforma digital. Ormai da appunto una quindicina d'anni abbiamo iniziato a sviluppare sempre di più il contatto con il nostro cliente, con le imprese italiane, attraverso diverse tipologie di piattaforme e attraverso i nostri siti. L'ultimo nato ormai qualche anno fa è il portale dell'esportatore Export Up, che raggruppa un po' tutto il mandato che SACE ha per il supporto all'internazionalizzazione delle imprese. Infatti all'interno ci sono un'area dedicata e un'area pubblica dedicate al supporto delle imprese con video, con quesiti, con una serie di iniziative che poi sono un po' il frutto dell'esperienza che noi stiamo avendo sul mercato e nel contatto con i nostri clienti. Ecco, non posso dimenticare di raccontarvi anche della nostra risk map, che è un po' dei primi approcci che le imprese hanno quando incontrano SACE, quella cosiddetta mappa colorata che magari molti hanno anche sulla propria scrivania, o perché ci sono anche appunto delle versioni cartacee che molti ci chiedono, quella mappa colorata che oggi è una mappa interattiva all'interno del nostro sito, dove poter trovare informazioni redatte dal nostro rinomato ufficio studi che spesso probabilmente avrete occasione di ritrovare nelle varie presentazioni che facciamo anche sui media. Ecco, quello che però vi vorrei raccontare è che di fatto il nostro supporto per le aziende che vanno all'estero è un supporto a 360 gradi che parte dai primi periodi in cui le aziende incominciano ad approcciare i loro clienti all'estero, in particolare nella fase di negoziazione, perché quella è la fase in cui è necessario iniziare a dialogare con SACE per conoscere le potenzialità e gli strumenti che vanno utilizzati per accelerare le proprie vendite all'estero. Direi
una dose booster per il vostro export oggi, si potrebbe dire, in quanto il supporto attraverso SACE con varie formule di finanziamento collegate o meno con banche e la vostra struttura contrattuale vi permettono di avere maggiore successo con le controparti estere. Ecco, la più semplice che vi racconto oggi è quella legata al cosiddetto credito fornitore, una modalità per la quale all'interno del contratto commerciale le aziende forniscono o danno una dilazione di pagamento al proprio cliente che trova così un grosso vantaggio, che è quello di avere una linea di credito aggiuntiva da utilizzare per acquistare dall'Italia. La presenza di SACE, che di fatto rappresenta oggi il governo italiano, è fondamentale nella classificazione del credito che poi sorge nel momento in cui vengono effettuate le spedizioni. Questo credito di fatto assume un rating stato italiano, BBB-, però vi dico anche che Fitch ha dato uno stand-alone credit profile SACE AA. Fondamentale perché questo tipo di carta commerciale poi possa essere venduto ad istituzioni finanziarie anche a prezzi vantaggiosi, e con questo tipo di struttura finanziaria, capisco non così semplice, ma comunque una volta compresa addirittura molto snella da implementare, con questa struttura le imprese hanno la possibilità anche addirittura di ottenere una certa liquidità. Ecco, i vantaggi fondamentalmente sono la certezza dell'incasso, il fatto di avere uno Stato dietro al vostro credito commerciale che vi assicura, tant'è che molte aziende ci dicono questi crediti sono praticamente come un BTP. E una protezione nei confronti di rischi anche di tipo politico che possono avvenire nell'esecuzione della commessa. I vantaggi, devo dire, sono fondamentalmente anche e soprattutto da parte del cliente estero. Non poche aziende estere ci vengono ad intercettare attraverso i nostri uffici della rete internazionale. Stiamo parlando di almeno 25 uffici sparsi tra Italia ed estero che lavorano con le controparti istituzionali ed estere, perché appunto le imprese che hanno intenzione di acquistare beni dall'Italia trovano così delle nuove linee assicurative, ma che si affiancano a quelle bancarie locali, e dei tassi di interesse nettamente più competitivi grazie alla bontà del credito che abbiamo qui in Italia e alla liquidità che l'Europa può dare. Ecco, queste sono un po' le caratteristiche principali della polizza credito fornitore, che si affianca a tutto il processo, come dicevo prima, di supporto alle imprese, dove SACE dà alle banche italiane anche il supporto per la bondistica. Non ultimo, ecco, vi vorrei raccontare del fatto che probabilmente è ancora poco conosciuto, ma molte imprese che hanno delle commesse che durano diversi mesi si stanno avvicinando sempre di più alle coperture sui rischi di produzione, i cosiddetti rischi legati alla revoca di commessa. Questa revoca di commessa in particolare viene sentita su paesi di geografie oggi non così stabili, ma anche come politica a volte interna di gestione del rischio. Ecco, l'esproprio, le moratorie sui pagamenti, le restrizioni valutarie, l'embargo, piuttosto che le guerre, fanno parte di quegli elementi di rischio politico che stanno dietro a qualcosa che spesso le aziende sottovalutano. Quindi da parte di SACE, del mio team basato a Venezia e che segue tutto il nord-est, la massima disponibilità anche a raccontare quali possono essere i supporti che possiamo dare alle imprese di questa forte e sviluppata area. Ecco, da questo punto di vista vi lascio al proseguimento dell'evento, dando la disponibilità poi per eventuali domande. La ringrazio. Alberto Turchetto. Grazie. Alberto Turchetto, responsabile... Scusate, eccomi qua. Allora, Alberto Turchetto, responsabile Corporate Nord-Est Italia SACE, grazie per la relazione. Adesso continuiamo. Abbiamo un collegamento adesso con il dottor Carlo De Simone, responsabile Indirect Channels della Siemens SPA. Buonasera.
Ben ritrovato. Buonasera e ben ritrovati a tutti. Grazie per essersi collegato con noi. Adesso io la lascio con la sua relazione, il ruolo di Simest come partner di impresa per la competizione globale. A lei la parola. Grazie, innanzitutto grazie per questo invito e questa opportunità di poter affrontare, diciamo, quello che è il mondo Simest in un affiancamento alle aziende italiane nei loro processi di internazionalizzazione. Come avete visto, diciamo, le possibilità di affiancamento sono molteplici. Abbiamo visto già a livello territoriale o comunque sia a livello di regione come potete essere affiancati. Ora abbiamo già visto con il collega di SACE, Alberto Turchetto, quello che il mondo SACE può mettere a disposizione. Ora vedremo invece per quanto concerne il mondo Simest quelle che saranno le eventuali, diciamo, possibilità. Sto condividendo lo schermo e sto cercando di ritrovare il modo per poterla mettere in... Ok. Per quanto concerne il mondo Simest oggi è rappresentata, diciamo, all'interno del gruppo CDP come una controllata di SACE al 76% e l'oltre 24% invece è detenuto da un insieme di associazioni di categoria, banche e altre tipologie di soggetti sul territorio. Il nostro ruolo è quello di lavorare, diciamo, a fianco delle imprese, mettendo a disposizione un know-how decisamente ampio e in una sorta di interconnessioni sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale. Non sto qui a sottolineare quello che è il vero vantaggio di poter operare insieme a Simest. Queste sono invece le tre tipologie di attività che a 360 gradi Simest può mettere a disposizione. Da un lato noi siamo gestori di fondi pubblici per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con quindi specifici finanziamenti agevolati. Oggi quei finanziamenti, quelli classici del Fondo 394, sono momentaneamente, diciamo, non disponibili per mancanza di risorse. La seconda linea di attività è legata agli investimenti in equity. Investimenti in equity abbiamo visto già dai precedenti relatori che mi hanno preceduto nella giornata di odierna quello che è il ruolo a vario titolo di vari soggetti che a livello locale intervengono e che insieme eventualmente anche al coinvolgimento di Simest potrebbero mettere praticamente a disposizione l'eventuale partnership per quanto concerne discorsi, diciamo, di joint venture creati all'estero, di acquisizioni legate all'estero o comunque sia di progetti di ulteriore sviluppo di società già presenti in determinate geografie, sia intracomunitarie che extracomunitarie. Il nostro ruolo è più o meno similare a quello che avete visto in precedenza. Noi siamo un partner di minoranza, non entriamo mai nel merito delle decisioni strategiche, quindi non richiediamo un'eventuale presenza all'interno del board. Laddove la prevediamo è solo per un eventuale monitoraggio dell'andamento economico finanziario della nostra partecipazione. Infine supportiamo il credito all'esportazione attraverso un contributo in conto interessi che può essere fornito sia nei confronti diretti dell'esportatore nel caso del credito fornitore oppure nei confronti del sistema bancario nel caso di credito acquirente. Qui parliamo di forniture di beni di investimento, quindi macchinari e impianti. In questa tipologia di attività il nostro affiancamento è quello a tipologie di progetti che normalmente vedono coinvolte SACE per quanto riguarda il rilascio dell'eventuale copertura da rischi. Nell'ulteriore caso, per avere un pacchetto completo da poter presentare alla propria controparte estera, vi è anche l'eventuale supporto di Simest con strumenti di natura finanziaria
oltre che protezionistica per quanto riguarda la parte di fornitura. Quindi il nostro è un ruolo, diciamo, come vedete, che può affiancare l'azienda da una prima analisi dei mercati, andando a finanziare gli studi di fattibilità, fino ad arrivare poi alla parte di consolidamento sui mercati con investimenti in equity o l'eventuale supporto del credito all'esportazione. Sulla finanza agevolata, ed oggi su questo mi vorrei un po' più intrattenere con voi per un semplice motivo. Sulla parte di finanza agevolata per l'internazionalizzazione attualmente sono disponibili le risorse del PNRR che il governo italiano ha messo a disposizione per le aziende che si internazionalizzano e queste risorse pari a 1,2 miliardi sono disponibili per le aziende PMI, quindi per piccole e medie imprese che abbiano diciamo meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore ai 50 milioni o uno stato patrimoniale inferiore ai 43 milioni di attivo. Per queste tipologie di aziende vi è la possibilità di accedere a 3 strumenti diversi. Uno è quello della transizione digitale ed ecologica, l'altro è quello per la costituzione o implementazione di piattaforme di natura commerciale ma dal punto di vista digitale, quindi e-commerce o accordi con piattaforme di terzi, quindi i cosiddetti marketplace. Infine, fino ad arrivare alla partecipazione a fiere e mostre e quindi a eventi di carattere internazionale. In tutti e 3 i casi vi sono alcune condizioni e driver che devono essere comunque sia soddisfatti e sono riferiti a tutte e 3 le tipologie di finanziamenti che vi ho appena accennato. Il primo è quello del supporto all'internazionalizzazione di PMI con un focus sulla transizione ecologica e digitale. Il secondo è quello del è normale che in questo contesto non è quello che può interessare, ma il 40% delle risorse è destinato alle regioni del Mezzogiorno, ma c'è da dire che possono essere anche relative ad aziende che sono presenti nel nord-est ma che abbiano una sede operativa in una di quelle regioni. La conformità ai principi del DNSH, quindi ai principi del non arrecare un danno significativo in termini ambientali, sia secondo la normativa comunitaria che nazionale. Infine il monitoraggio di alcuni parametri importanti quali la parità di genere e la valorizzazione dei giovani. Questi sono dei driver che sono, abbiamo detto, trasversali a tutte le misure. Infine vi sono le condizioni: accesso riservato, abbiamo detto, a piccole e medie imprese, un finanziamento a tasso agevolato, quindi pari al 10% del tasso di riferimento UE, che è l'unico costo a carico dell'azienda, oggi è pari allo 0,055%, cofinanziamenti a fondo perduto fino al 40% per le imprese del Mezzogiorno e la possibilità di accedere a tali finanziamenti richiedendo l'esenzione della garanzia. Quindi, come dicevamo, è l'unico costo a carico delle aziende è quello legato al tasso di interesse agevolato applicato. Le 3 misure sono diverse fra di loro. La prima è quella della transizione digitale ed ecologica per PMI con vocazione internazionale, quindi viene richiesto in questa misura almeno un 10% di fatturato estero o il 20% in media negli ultimi 2 esercizi, ma è l'unica misura che prevede una richiesta in tal senso ed è destinata a PMI che siano costituite sotto forma di società di capitali. Un massimo del finanziamento fino a 300.000 euro, ma è più del 25% della media degli ultimi 2 anni di bilancio di fatturato, e la durata del finanziamento è 6 anni, di cui 2 di per ammortamento. Come dicevamo, tutte le spese sono legate a un discorso di transizione digitale e devono soddisfare i principi del non arrecare un danno significativo. L'erogazione avviene per un primo 50% successivamente alla firma del contratto, l'ulteriore 50% è una volta che avrò rendicontato le spese alla fine del periodo di preammortamento. Questa è una misura abbastanza trasversale che contiene un insieme di spese che, come vedete nel dettaglio, è abbastanza ampia. Considerando che la documentazione sarà a vostra disposizione, non mi soffermo più di tanto su quell'aspetto. L'ulteriore dato invece è legato al finanziamento per lo sviluppo del commercio elettronico di PMI in paesi esteri, quindi anche in questo caso parliamo di PMI
costituite sotto forma di società di capitali da almeno 2 esercizi e con 2 bilanci completi depositati, un importo del finanziamento che varia a seconda se parliamo di creazione e implementazione di e-commerce o eventuale accordo con un marketplace. Nel primo caso è di 300.000 euro, nel secondo di 200, mai più del 25% della media degli ultimi, mai più del 15% della media degli ultimi 2 anni di fatturato dell'azienda. In questo caso la durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento. Tutte le spese anche qui sono dettagliate nella slide successiva e devono essere sempre inerenti al principio del DNSH, quindi di non arrecare un danno significativo. La modalità di erogazione è uguale a quella che abbiamo visto in precedenza, un 50% alla firma del contratto di finanziamento e sull'ulteriore 50% una volta che avrò rendicontato le spese alla fine del periodo di preammortamento. L'ultima delle misure è quella legata alla partecipazione delle PMI a fiere ed eventi di carattere internazionale. In questo caso non parliamo più di società di capitali, ma possono essere tanto società di persone e tanto società di capitali con almeno un bilancio completo depositato. Massimo di 150.000 euro di finanziamento, mai più del 15% dell'ultimo anno, del fatturato ultimo anno, e anche in questo caso la durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento. Almeno il 30% delle spese in questo caso devono essere legate a un discorso di digitalizzazione o sostenibilità ambientale. Se la fiera o l'evento a carattere internazionale a cui partecipo, che può anche essere, si può anche svolgere in Italia, a cui partecipo, ha un focus sulla sostenibilità ambientale o la digitalizzazione, questo 30% non viene neanche richiesto. L'erogazione è uguale alle 2 precedenti che abbiamo visto, quindi un primo 50% e l'ulteriore 50% della rendicontazione avvenuta. Queste erano le 3 misure che ritenevo importante andare oggi a un po' affrontare, in quanto ritenevo utile dare e fornire un eventuale dettaglio un po' più approfondito legato a una finestra che è aperta dal 28 di ottobre e che in teoria doveva essere disponibile fino al prossimo 3 dicembre prossimo. Considerando che le risorse sono ancora disponibili ad oggi oltre 400 milioni e che sicuramente vi sarà una proroga di tale termine, era il motivo per il quale oggi ho voluto approfondire questo aspetto e assolutamente lo ritenevo importante in un contesto come quello attuale, considerando che invece le altre 2 tipologie di attività, quella legata all'investimento in equity piuttosto che al supporto del credito all'esportazione, è un'attività che continuiamo ad effettuare ed è sempre a disposizione delle aziende. Il messaggio che volevo lasciare era quello di un qualcosa di immediatamente operativo e legato a un discorso di transizione digitale, quindi investimenti in industria 4.0 nell'ambito della transizione digitale, oppure la creazione di piattaforme e-commerce, così come la partecipazione a fiere e a eventi di carattere internazionale. In conclusione, prima di terminare il mio intervento, alla fine di questa presentazione vi sono i contatti miei e della mia struttura, quindi anche delle persone che lavorano con me, per far sì che possiate assolutamente entrare in contatto con noi direttamente ed eventualmente approfondire sulla base di esigenze specifiche eventuali progetti che siete in animo di effettuare. Quindi da parte mia piena disponibilità ad approfondire tali aspetti e rimango a disposizione per le eventuali ulteriori domande. Grazie ancora. Grazie a lei, Carlo De Simone, ricordiamo responsabile in Direct Channels Simest SPA. Grazie per essere stato collegato con noi. Allora, noi procediamo adesso con le relazioni sono concluse, ma sono rimaste magari ancora alcune domande. Chiedo se c'è ancora collegato Alessandro Morelli, responsabile area mercato di Finest, che peraltro è capofila del progetto appunto Sistema Nord-Est. Grazie. Dottor Morelli, mi sente? La sento, ecco, adesso anche Ecco, e adesso la vedo anche.
Eccola, ben ritrovato ancora. Dottor Morelli, mi verrebbe da chiedere quali sono i mercati più attrattivi per le imprese e che tipo di sostegno può dare in questo senso, può offrire Finest? È una domanda piuttosto complicata dalla contingenza esistente. Mentre sentivo parlare i colleghi, eccetera, stavo pensando agli effetti che per esempio il Covid sta facendo anche non tanto nello spostamento da un paese all'altro quanto nelle manovre di governance fisica anche degli stabilimenti. Detto questo, però non è banale perché sapete tutti dalla stampa il livello di infezioni che ci sono in alcuni paesi anche molto, molto vicini. Direi che si possono osservare in generale quello a cui accennavo prima, cioè un certo rientro di imprese dal fuori Europa in Europa, un rientro che è sempre per il problema enorme che c'è in questo momento del controllo delle catene di fornitura, ma anche dal controllo fisico vero e proprio delle imprese. Il Covid ha insegnato a molti imprenditori che improvvisamente qualcosa può dividerli dalla loro impresa all'estero. La dinamica dei paesi dell'est Europa è anche abbastanza in movimento. La Polonia resta sempre il paese forse principale oggi per struttura economica, per maturità industriale e per quindi capacità anche di attrazione di imprese. Se nel resto dei paesi, alcuni paesi storici stanno un po' segnando qualche scricchiolio, penso per esempio alla Romania, a spostamenti che da questi paesi si stanno realizzando più nell'area balcanica, in particolare Serbia, che è uno stato, diciamo, un paese con importanti capacità industriali. C'è un movimento abbastanza importante, abbastanza recente verso il Nord Africa, in particolare verso la Tunisia. Siamo impegnati in vari progetti in quel paese. Molto meno verso il Marocco, che sarebbe un altro paese importante, ma il nord-est non ha un fortissimo collegamento con questo paese, e poi la parte del leone la continuano a fare i paesi occidentali, quindi la Francia, la Spagna, la Germania. Questi sono i veri paesi, i veri partner economici del nostro paese. Questo non significa però che non ci possano essere opportunità, anzi ancora più importanti, in altre parti del mondo. Certo. E dottorella, a livello di sostegno, quindi la Finest... A livello di sostegno, sì. Quindi noi nella realizzazione di un'attività all'estero, di una impresa all'estero o appunto nell'acquisizione, eccetera, oltre alla partecipazione nella capitalizzazione di questa operazione nel paese estero, mettiamo a disposizione delle linee di finanziamento di natura soci, quindi direttamente destinate all'impresa estera che viene realizzata, cosa non banale perché molti dei nostri investimenti si trovano in paesi dove i mercati finanziari non sono per niente maturi, quindi è molto difficile gestire un'autonomia finanziaria e di flussi direttamente dall'impresa che si va a realizzare all'estero. Il grande problema è che le imprese italiane sostengono in maniera molto importante il fabbisogno finanziario delle loro consociate estere dall'Italia. Ecco, questo è un po' il terzo settore. Ci siamo ultimamente anche noi rivolti alla possibilità di partecipazione nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi da imprese italiane, dove però la nostra partecipazione ad un PO va direttamente verso l'impresa italiana, ma chiediamo un vincolo poi di destinazione, uno scarico, diciamo, delle risorse finanziarie che noi mettiamo a disposizione direttamente in un progetto estero. Questo rende un pochino più semplice molte delle operazioni, sia perché possiamo entrare in partnership con altri finanziatori, sia perché non è necessario, come nella nostra attività tradizionale, dover realizzare una società all'estero, e quindi è una complicazione, diciamo, abbastanza importante, anche se ancora molti imprenditori preferiscono la strada più tradizionale. Certo. La ringrazio per essere rimasto. Ha qualcosa da aggiungere, dottor Morelli, a questo che abbiamo detto?
No, penso si potrebbe parlare per ore di tutto. Questo però sicuramente almeno il tema. I grandi flussi sono questi. Diciamo che risottolineerei ancora la difficoltà di approccio di molti paesi, sia per motivi politici. Anche la Russia è un paese che sta riprendendo molto bene le sue relazioni con il nostro paese, l'export italiano sta aumentando in maniera sensibile rispetto agli ultimi anni. Certamente è un paese che ha delle problematiche, per esempio anche contingenti, piuttosto rilevanti, così come la Romania, lo vedete dai giornali, così come anche i Balcani, insomma. Non è facile lavorare con il Covid, che noi forse ancora ci ricordiamo, ecco, speriamo di non arrivare a questi. Noi speriamo di potercelo presto, no, lasciare alle spalle, dottor Morelli, sì, per l'economia. Mi pare molto importante quelle linee di cui parlava il collega di Simest legate alla digitalizzazione, perché abbiamo proprio visto un problema serio di maturità digitale, chiamiamola così, delle nostre imprese nella gestione e nel controllo delle imprese estere, per esempio. Bisognerà fare di più, perché c'è anche il rischio che qualcuno, come è successo, per un anno o più non sia potuto andare nella sua impresa in qualche paese estero. Certo. Sì, è importante, la digitalizzazione è sicuramente uno strumento che può venire in soccorso alle imprese e quindi insomma per poter anche far girare anzi l'economia. La ringrazio per essere rimasta con noi fino alla fine e per essere intervenuto ancora una volta. Grazie a voi. Alessandro Morelli, responsabile area mercato di Finest SPA. Grazie. Continuiamo con... Io avrei la possibilità e un po' di tempo anche per fare altre domande. Magari vorrei chiedere a Marco Cavasin, responsabile area investimenti di Veneto Sviluppo, ecco, se magari torna qui con noi in studio. Ecco, noi prima abbiamo sentito da lei, abbiamo parlato di equity e semi-equity. Ecco, la curiosità che mi sorge è le imprese target, ce lo può un attimo spiegare? Sì, allora il concetto di impresa target che avevo citato poc'anzi è ovviamente un concetto, diciamo, per noi abbastanza ampio, no? È un concetto di società di capitali, abbiamo capito che ha un dimensionamento di impresa anche questo in un range abbastanza ampio, perché parliamo da aziende abbastanza piccole, da 3-4 milioni di euro fino alla soglia dei 200 milioni, dove l'aspetto per noi importante è chiaramente quello della territorialità, perché come finanziaria della regione Veneto noi abbiamo bisogno ovviamente di una presenza forte e significativa nella nostra regione, chiaramente in termini di occupazione, in termini di volume d'affari, in termini di volumi produttivi. Ecco, qui la caratteristica specifica dei nostri strumenti è rispettivamente, per quanto riguarda l'equity, un'impresa target che abbia sostanzialmente operatività e sede nel Triveneto, dove per Triveneto intendo un concetto esteso a Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Questo è il focus di intervento del nostro fondo di recentissimo lancio e avvio, mentre per quanto riguarda la parte di bondistica e tutta la parte, diciamo, di debt, di corporate debt, abbiamo un bacino, diciamo così, potenzialmente più ampio, nel senso che approcciamo imprese che operano di fatto su tutto il territorio italiano, ma dove deve essere chiaramente forte la presenza nella regione del Veneto, quindi ancora una volta occupazione, addetti, volume d'affari in misura significativa e rappresentativa in Veneto rispetto al totale del volume d'affari sviluppato. Grazie, Grazie a lei. Molto esaustivo. Sì, ci sono rimaste appunto delle cose che ci venivano da chiedere. Visto che abbiamo ancora i nostri relatori qui disponibili, io adesso quasi quasi farei un'altra domanda anche a Matteo Ametis, se è disponibile. Matteo Ametis, vice direttore responsabile dell'area politiche regionali di Veneto Innovazione. Eccomi. Grazie per essere rimasto. Io le vorrei chiedere, parliamo di brevetti, di brevettazione. Ecco, lei diceva che è ancora più importante pensare alla brevettazione, soprattutto quando si entra nei mercati, ecco, bisogna fare molta attenzione nei mercati esteri. Grazie dello spunto. Quando ho parlato di trasferimento tecnologico ho parlato dell'importanza di fare un'analisi dei requisiti e dei bisogni di tecnologia, che è uno dei compiti che la rete si addossa e svolge nell'accompagnare le piccole e medie imprese all'estero. Ho forse, per ragioni di tempo, per ragioni di ampiezza dell'argomento, sorvolato su questo aspetto, ma
è uno degli aspetti fondamentali. Se nell'economia italiana, nell'economia veneta, c'è la consuetudine e il rispetto della persona, della stretta di mano, dello scambio, il gentleman agreement tra imprenditori, per cui se io ho un know-how, una tecnologia e accordo con lei di rendergliela disponibile, nel nostro DNA c'è il concetto di stretta di mano per siglare l'accordo, no? Nel momento in cui andiamo sul mercato internazionale questo assolutamente scompare. Purtroppo però non c'è ancora così radicata nella cultura imprenditoriale regionale la tutela della proprietà intellettuale, quindi il grande lavoro che il network fa, che Veneto Innovazione, i miei colleghi e collaboratori fanno nel momento in cui accompagnano queste piccole imprese verso un mercato internazionale, è quello di lavorare per convincerle sulla necessità di tutelare il know-how aziendale, che vuol dire poi brevettare. In un mercato internazionale un'azienda che non ha un brevetto non può operare, o meglio, non può operare in sicurezza, corre il rischio di andare a rendere disponibile quello che è il suo know-how ai competitors, e questo sappiamo bene che è esattamente il contrario di crescita economica. La ringrazio perché appunto l'aveva sfiorato, ma era interessante anche approfondirlo. Molto gentile da parte sua averci di nuovo. E c'è tempo per un'altra domanda. Alberto Turchetto, se può ritornare in studio con me. Allora, parliamo di competenze. Come facciamo a far crescere le competenze all'estero, diciamo? Beh, sì, in effetti affrontare i mercati esteri non è una cosa che si fa così in maniera così semplice. Per aumentare le proprie competenze sicuramente si può sfruttare il know-how che SACE mette a disposizione presso i propri siti, il sito internet dove ci sono varie tipologie di media gallery con interviste, con esempi anche di aziende che abbiamo seguito nel tempo. Certo. Diciamo che poi le competenze si possono anche un po' formare sul campo grazie al supporto dei nostri export coach, che sono delle figure dedicate a dare supporto alle imprese che si approcciano ai mercati esteri sfruttando appunto SACE, e quindi si può seguire l'azienda attraverso questa figura che è stata ormai sdoganata da qualche anno, ma che rappresenta un primo punto di contatto con SACE per avere le prime informazioni, ma anche per seguire poi tutto il processo che avevamo anche descritto in precedenza. La ringrazio. Ecco, io credo che la ringrazio. Ricordiamo Alberto Turchetto, responsabile Meet Corporate Nord-Est Italia di SACE. Grazie per essere stato con noi. Ringrazio davvero tutti i relatori che sono intervenuti in questo quarto webinar del ciclo organizzato da Venice Promex Beyond Change.